Ben ritrovati ai nostri radioascoltatori e a chi ci segue sul web. Nuova puntata oggi di Soldi e Finanza. Cos'è cambiato? Con il gradito ritorno di Pierpaolo De Pazzi, direttore della filiale di Centro Marca Banca Credito Cooperativo di Treviso. Buongiorno, ben tornato, dottor De Pazzi. Buongiorno Nelly, grazie. Il dottor De Pazzi, con lui avevamo affrontato, lo ricorderete, un argomento che ha interessato molto i nostri radioascoltatori, i nostri utenti da casa, quello dei mutui, e proprio durante quella puntata abbiamo parlato di quello che potrebbe succedere ad una persona se per svariati motivi una persona o un'azienda non riuscisse a pagare la rata del proprio mutuo. Era stata illustrata la necessità di tutelarsi assicurando il capitale che rimaneva ancora da pagare. Ebbene, oggi torneremo nuovamente su questo argomento e lo faremo in modo più approfondito, perché forse non tutti lo sanno, ma le assicurazioni sono anche una delle forme di investimento che piacciono di più, vero dottor De Pazzi? È proprio così. In questo momento è una delle forme più ricercate dai risparmiatori. E potremmo leggere questa scelta dei risparmiatori come la ricerca di una sicurezza. L'assicurazione alla fine, se ci pensiamo bene, pur pagando un premio, quindi possiamo pensare anche a un costo in questo caso, però è una ricerca di una sicurezza contro un evento, contro qualcosa che può danneggiare la nostra vita. E quindi sia per quanto riguarda le persone, sia per quanto riguarda i propri risparmi, in questo momento, probabilmente legato al momento congiunturale che stiamo vivendo, non proprio positivo, ahimè, ma in ripresa, diciamo, c'è questa ricerca della sicurezza, e quindi sì, è vero, c'è una grossa crescita di queste forme di risparmio. Noi siamo abituati a pensare, quando parliamo di assicurazione, all'assicurazione all'RCA della macchina. Certo. Siamo stati abituati pian pianino anche a quella che riguarda la casa e adesso ci stiamo rendendo conto sempre di più che dobbiamo anche naturalmente assicurare in certi casi, per il bene della nostra famiglia, anche la nostra vita. Ma quali altri tipi di assicurazioni ci sono, dottor De Pazzi? Bene, diciamo che ci sono due grandi aree di assicurazioni: le assicurazioni ramo danni e le assicurazioni ramo vita. Le assicurazioni ramo danni, come dice la parola, sono assicurazioni per le quali noi ci tuteliamo dal rischio di un evento dannoso verso la persona, e sono proprio le polizze RC Auto, quindi le polizze che possono danneggiare un nostro bene, quindi l'auto, in questo caso una polizza obbligatoria tra l'altro, e il nostro patrimonio, la casa, quindi un danno che può essere cagionato a una persona o a un patrimonio. E questa è la grande categoria dei ramo danni. E poi ci sono invece le polizze ramo vita, cioè polizze che sono legate invece strettamente al verificarsi di un evento legato a una persona. Pensiamo per esempio alle polizze legate agli infortuni, alle polizze malattia, quindi a delle polizze che tutelano il rischio di un evento sulla vita umana. Quindi possiamo differenziarle tra polizze che riguardano, assicurazioni che riguardano le persone e assicurazioni che invece riguardano le cose? Beh, diciamo che anche questa è una grande distinzione. Per le cose, come dicevamo prima, la polizza auto, no? È l'esempio principale, ma la casa. Ricordavamo l'altra volta, quando stipuliamo un mutuo, che questa polizza è necessaria proprio per tutelare il bene che è oggetto di quel mutuo, ma anche se non avessi contratto un mutuo, una buona polizza a tutela del mio patrimonio immobiliare da eventi come possono essere sbalzi di corrente, il fulmine, l'incendio, eventi, le infiltrazioni d'acqua, quindi polizze che tutelano in modo forte il nostro patrimonio. Cerchiamo quindi di differenziarle ed entrare nel merito di ognuna in un modo un po' più dettagliato. Parliamo appunto dell'assicurazione intanto sulla vita. Certo. Che tipi di assicurazioni ci sono? Ecco, farei un passettino un attimo indietro, cioè definirei, perché vale per tutte queste polizze, i soggetti che noi identifichiamo quando parliamo di un contratto assicurativo. Allora c'è la compagnia di assicurazione, la società quindi assicurativa, ma ci sono tre soggetti che sono fondamentali in questi contratti. Allora il contraente, quindi la persona che stipula il contratto con la compagnia di assicurazione, sostanzialmente che paga il premio alla compagnia di assicurazione per un determinato motivo. C'è l'assicurato, cioè la persona quindi sul cui capo vige l'assicurazione,
che non necessariamente il contraente, può essere anche un altro soggetto, e poi c'è un terzo soggetto che è il beneficiario delle polizze, cioè il soggetto che riceverà un capitale al verificarsi di un determinato esempio. Facciamo un esempio delle polizze vita. Io stipolo una polizza vita, quindi contraggo questa polizza, pago un premio alla compagnia di assicurazione e mi assicuro. Se dovesse capitarmi qualcosa, esempio, dovessi morire, posso aver indicato, speriamo di no, più tardi possibile, chiaramente, un capitale, quindi verrà dato a questo soggetto che definiamo beneficiario, che può essere mia moglie, i miei figli, i miei eredi, oppure anche una terza persona, che quindi sarà il soggetto che riceverà un capitale al verificarsi di un determinato evento della vita umana della persona che si è assicurata. Ci sono anche altre possibilità, perché io mi ricordo quando ero giovane che c'erano queste assicurazioni che ti consentivano non solamente in caso appunto del verificarsi di questo evento di avere il capitale, ma anche di avere una sorta di pensione, la chiamava così. Certamente, mio babbo. È proprio così, è proprio così. Le polizze vita, ramo vita, quindi sono polizze dove io posso versare un premio alla compagnia di assicurazione, quindi quello che facevi tu una volta, che fanno moltissimi risparmiatori, e questo premio che posso versare in un unico momento o periodicamente ogni anno si accumula e la compagnia di assicurazione lo gestisce, e alla scadenza del contratto, se l'assicurato è ancora in vita, l'assicurato probabilmente riprenderà questi soldi rivalutati. E queste sono le classiche polizze vita. La stessa polizza può essere una polizza di tipo misto, quindi può prevedere che, versato questo premio, all'eventualità dell'evento di cui parlavamo prima, quindi in cui l'assicurato venga meno, venga liquidato un capitale ai beneficiari, oppure, se l'assicurato è ancora in vita, sarà l'assicurato stesso a goderne di questo capitale. Diciamo che la possibilità finale è di ottenere o un capitale, oppure, se sono ancora in vita, chiaramente, anche una rendita vitalizia, quindi poter godere nel tempo di quel capitale che ho versato negli anni, un po' alla volta, per garantirmi un futuro, integrando magari un reddito già presente. Lei ha parlato in questo momento di polizze che assicurano la vita, però ci possono essere altri eventi che creano verso questa persona delle difficoltà per cui non riesce più a sostenere la propria famiglia, quindi un'invalidità o qualsiasi altro genere. Ci sono, immagino, anche assicurazioni che aiutano la famiglia, che tutelano la famiglia in questo caso. Molto molto importanti, hai detto bene, polizze che tutelano, noi prima abbiamo parlato del caso morte, che è un evento della vita umana, ma anche l'invalidità, cioè l'impossibilità totale, quindi per sempre o per un certo periodo di tempo, a poter lavorare, per esempio, quindi restando immobilizzati e non potendo andare al lavoro. Queste sono polizze importantissime perché coprono rischi che possono capitare a seguito di incidenti o malattie molto gravi, quindi questa è una cosa molto importante. Un altro comparto molto importante che è andato per la maggiore in questo periodo è anche una copertura da un rischio che non è prettamente legato alla vita, ma è legato per esempio a un evento della vita umana, che è la perdita del posto di lavoro, la perdita della capacità finanziaria. Ahimè, purtroppo in questo periodo di difficoltà molte persone si sono ritrovate ad aver stipulato un mutuo e poi a non essere più state in grado di pagarlo per aver perso il lavoro. Se avessero stipulato una polizza di questo tipo, avrebbero tutelato anche questo rischio finanziario, cioè la polizza supporta le persone al pagamento della rata, quindi al sostentamento di un impegno finanziario, quindi un grosso impegno che la famiglia ha dovuto sostenere. Questa è una polizza assicurativa che si può fare solamente se uno ha un mutuo o anche se non ce l'ha e assicura comunque il suo posto di lavoro? Beh, chiaramente se ho un mutuo io vado ad assicurare il rischio del pagamento della mia rata, quindi quello è certo, so che ho un impegno, si collega direttamente al mutuo. Diciamo che un buon check-up assicurativo che noi professionisti, anche bancari, perché per noi è un elemento molto importante del nostro lavoro, è quello di riuscire a capire con i nostri clienti, con l'investitore, andare a cercare qual è, in base alla sua reale situazione personale e familiare, la giusta componente assicurativa che una famiglia, proprio per evitare questi rischi, dovrebbe avere.
Noi sappiamo che la popolazione fortunatamente vive sempre di più, invecchia sempre Certo. di più. Ho letto da qualche parte, dottor De Pazzi, magari lei mi può aiutare, che soprattutto nel nord Europa ci sono anche delle forme per aiutare le famiglie e le stesse persone che diventano anziane a vivere più serenamente attraverso queste assicurazioni, ad avere una sorta di capitale o comunque rendita che può tutelarlo Certo. in caso di inabilità dovuta proprio all'età. È proprio così. Esistono anche da noi già queste polizze, non si sono ancora così affermate. Sono polizze che con un termine anglosassone si chiamano long term care. Quindi ho letto bene. Hai letto bene, proprio così. Nei paesi anglosassoni in particolare sono già molto sviluppate. Sono polizze che hanno, come dice la parola stessa tradotta, la cura del lungo termine, quindi della parte finale della nostra vita, l'allungamento dell'età anagrafica di vita delle persone e soprattutto l'affacciarsi anche di malattie molto importanti, invalidanti, Purtroppo, molto sì. impegnative anche per le famiglie da sostenere, fa sì che se io nel tempo vado in questo momento già stipulare una polizza di questo tipo, posso mettere fieno in cascina, capitale a disposizione per coprirmi dal rischio della cosiddetta non autosufficienza, che nella parte finale della nostra vita, ahimè, è certamente un evento che potrebbe verificarsi e si verifica molto spesso. Quindi queste polizze mano a mano nel tempo vedrai che si affermeranno, perché è un bisogno proprio legato all'allungamento della vita media delle persone che supporterà anche in questo caso il bisogno delle famiglie. Ci sono delle età particolari in cui lei consiglia di accedere a questo tipo di assicurazioni? Proprio perché il capitale che si determina può essere importante per sostenere spese che in quel momento lì, ahimè, sono molto costose. È chiaro che prima io inizio ad accumulare questo capitale per mettere da parte questi soldi per questo evento finale, diciamo così, tanto meglio. Ma questo è un principio che vale un po' per tutte le forme assicurative di cui abbiamo parlato prima. Prima inizio, meglio è. Per cui certamente anche in questo caso vedi la conoscenza di quello che è presente come opportunità nel mercato per chi si vuole assicurare bene, diciamo così, cioè abbia una giusta copertura assicurativa, prevede che prima inizio meglio è. Abbiamo parlato di assicurazioni della persona, di assicurazioni sulle cose, ci sono addirittura le assicurazioni sui soldi. Diciamo certamente sì, è un po' quello che dicevi prima, quel 22% di crescita importante va in grossa parte legato proprio a questo, diciamo così, investimento di tipo assicurativo. Invece di comprare altre forme di risparmio, diversificando le proprie scelte di investimento, che è sempre una regola corretta nell'affrontare gli investimenti, si va a individuare anche attraverso dei prodotti assicurativi la possibilità di investire questi soldi. Le compagnie di assicurazione in sostanza tutelano il nostro risparmio. Sono prodotti tecnicamente, si dice, a capitale garantito, che investono principalmente in prodotti senza rischio e che appunto garantiscono, ed è quel bisogno di sicurezza di cui parlavamo prima, legato a una situazione congiunturale in questo momento e anche a una situazione degli investimenti dove in un momento, diciamo così, di difficoltà, chi non vuole assumersi rischi borsistici, azionari o altre cose, tendenzialmente sceglie questa Quindi tipologia. è una sorta di investimento, cioè Sì. io investo il mio denaro, quello che ho nel mio conto in questo caso, e lo investo in forme assicurative. Certamente anche qui, come in tutti gli investimenti, ci sono vari livelli di rischio. Quella crescita che tu dicevi è legata principalmente alle forme di rischio molto molto basso, quindi quel bisogno vero di certezze e di sicurezze. Poi si può anche salire a livello di rischio, ci sono delle forme oggi legate, c'è una differenziazione su vari rami, ramo primo, ramo terzo, a seconda del rischio che io corro finanziario. Però quella crescita è legata principalmente proprio alla richiesta di gestioni certe e sicure e garantite. Naturalmente noi stiamo parlando di assicurazioni con il direttore di una banca, ma le fate anche voi, quindi Assolutamente sì. La vedo così preparato. Assolutamente sì, come ti dicevo prima, ho usato il termine check-up assicurativo, cioè avere un approccio con le assicurazioni corretto, trasparente, importante nel cercare veramente quella che è la forma giusta di assicurazione per me, persona fisica, per la mia famiglia, per i miei beni, per il mio patrimonio, poi io direi anche per i miei investimenti,
investimenti, no? Seguendo quel discorso che abbiamo fatto prima, è molto importante. Per noi è qualità del nostro lavoro, noi lo svolgiamo quotidianamente, anzi è una cosa molto interessante da affrontare. Tra l'altro mi pare, sempre vecchi ricordi, che si possono anche detrarre. Si può ancora? Si può ancora, meno del passato, perché le regole del gioco sono cambiate, ma lo Stato permette comunque di usufruire di una detrazione fiscale di quelle polizze che abbiamo detto prima, quindi versamento ogni anno del capitale del 19% fino a 530 euro vanno direttamente in detrazione. E quindi un piccolo vantaggio anche dal punto di vista fiscale c'è, chiaramente, perché lo ritrovo poi nella mia dichiarazione di reddito. Ci sono altri vantaggi? Ormai, visto che ci siamo, dobbiamo informare a 360 gradi i nostri radioascoltatori. Ci sono degli altri vantaggi. Ci sono dei vantaggi che sono legati appunto all'elemento di impignorabilità e di insequestrabilità di un prodotto assicurativo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ciò che io ho destinato diciamo così, come capitale a un'assicurazione esce da rischi appunto di pignoramento che possiamo subire. Ahimè, questo è un evento che Facciamo qualche esempio. Che cosa in un momento di significa? crisi economica, se una persona che ha messo da parte dei soldi di questo tipo si ritrova pignorato il suo conto corrente perché magari non ha pagato delle rate, non ha pagato qualcosa, un debito col fisco, i prodotti assicurativi, poiché hanno una finalità, ricordiamocelo, molto importante, di tipo previdenziale, quindi servono per un sostegno, per prevenire esattamente, sono, si dice, impignorabili e insequestrabili. Vale per le persone fisiche, per gli imprenditori, è un elemento, questo c'è sempre stato su questi prodotti. E poi un altro elemento importante è che sono esenti da tasse di successione, cioè una polizza vita, un capitale destinato appunto a questa forma di risparmio, nel caso in cui venga meno la persona, i beneficiari riceveranno questo capitale e questo capitale che arriva è esente da tasse di successione. Abbiamo detto tutto, mi pare. Lei è sempre preciso, dovremmo farne un'altra, magari troveremo un altro argomento. Anzi, lo chiediamo ai nostri radioascoltatori e a chi ci sta seguendo sul web che cos'altro vorrebbero sapere dai nostri esperti di finanza. Lo tratteremo naturalmente a Soldi e Finanza, cosa è cambiato. Ringraziamo quindi il dottor Pierpaolo De Pazzi, lo ricordiamo, direttore della filiale di Preganziola di Centro Marcabanca Credito Cooperativo. Grazie a voi tutti per averci seguito, grazie a lei dottor De Pazzi. Grazie a te, buonasera, un saluto a tutti i radioascoltatori. E arrivederci.